Abbiamo, cercato di, presentare un presepio dando, importanza alla presenza dei pastori. Difatti contando qui tutte le figure del presepio ci sono, ecco, 5, greggi di pecore con 5 pastori. Il pastore è la persona, diciamo, che, spiega meglio il mistero della nascita del Signore. Tanto sono i primi ad essere avvertiti, informati della nascita e gli angeli non, informano la nascita del Signore ad altre persone, ma a pastori. Ecco, perché il pastore, ecco, sarà poi, ecco, l'esempio, il modello che userà, il Cristo, ecco, per parlare della sua missione. E si definirà come il buon pastore. Io sono il buon pastore che conosce le pecore conoscono il pastore, conoscono la sua voce e se ne perde una, il pastore va in cerca finché non la trova. Ecco, questo allora c'è un collegamento tra, il pastore che è tipico della nascita, ecco, del Signore, con poi quella che sarà la missione di Cristo stesso. Quindi, ehm, il buon pastore, ecco, in sé ha tutti i significati di quella che sarà la presenza, ecco, di Cristo, ecco, su questo pianeta. Questa è la prima osservazione. La seconda osservazione è che la stalla rappresenta tutto il cosmo, perché la stalla rappresenta, la vita umana, rappresenta, ehm, la flora, la fauna, rappresenta, il colmo, le stelle, cioè tutto il cosmo è presente, con la nascita del Signore. E questo è un altro concetto importante che dobbiamo sottolineare. Il linguaggio del presepio è semplicissimo, è il linguaggio, ecco, dei poveri, è il linguaggio, ecco, che tutti riescono a capire, i grandi e anche i piccoli. Però ecco la stalla, ecco, è anche il luogo della nascita, cioè della vita. Il pastore è quello che promuove la vita. Difatti, dice il Vangelo che il pastore buono, ha pazienza con le pecore madri perché devono mettere, ecco, alla luce, l'agnellino. Quindi, ecco, il pastore è uomo di pace. Ehm, gli angeli sono messaggeri della vita e la stalla è un luogo di nascita, quindi di vita e quindi di pace. Ecco, c'è, diciamo, un collegamento tra la pace, la vita e non c'è pace se non c'è la vita. Ecco. Quindi, quando il Signore dice: "La pace sia con voi", ecco, significa appunto che, ecco, quello che Lui porta è la vita. E San Paolo lo interpreta in maniera anche più profonda, cioè lui dice, ehm: "Lavorate in pace", non dice: "Fate la pace" o "Mettetevi d'accordo per la pace", ma dice: "Lavorate in pace". Cioè tutto quello che fate, tutto quello che costruite deve essere per la vita. Per la vita. La vita, ecco, umana, la vita, ecco, degli animali, della vegetazione, e la vita materiale, la vita spirituale, tutto ciò che compone, che costruisce la vita. Ecco, quindi, diciamo che, gli angeli sono messaggeri di vita, perché informano della nascita del Messia, informano della resurrezione del Cristo, quindi che passa dalla morte alla vita. Il presepio quindi, ecco, raccoglie in sé tutti i significati utili perché un'umanità sia veramente umanità. La pace, ecco, la verità, la vita, l'umiltà e la misericordia. Tutto questo è racchiuso nel significato appunto di una stalla con un bambino che nasce, che è il Messia. Questa stalla è poi una stalla antica
perché è dei primi del '700, è tale e quale, non è stata modificata in niente, e quindi ecco si presta molto bene per, ecco, ricordare attraverso il presepio la nascita del Messia.